Quanto sono importanti questo tipo di strutture in una logica di gestione generale? Queste strutture sono un ottimo esempio di collaborazione pubblico-privato. Qui c'è un grande capitale di pascoli, di malghe, l'abbiamo affidato ormai 20 anni fa ad un consorzio privato che ha trasformato radicalmente l'economia di questa zona, facendo ottimi prodotti ma creando una logica proprio agrituristica che ha permesso veramente di rivalorizzare questo contesto. Così importante è che stiamo trasferendo questo stesso modello anche alla parte forestale. Ricordiamoci che siamo nella foresta di Sinistra Piave, una grande faggeta che da oltre 50 anni stiamo convertendo ad altofusto, dal ceduo, e qui l'obiettivo è proprio di fare con lo stesso modello un consorzio di privati a cui affidiamo per un lungo periodo la gestione di questa foresta. Quindi una volta di più le nostre foreste demaniali dimostrano di essere un laboratorio sia di innovazione tecnica che di innovazione sociale. Oggi si celebra un fatto un po' particolare, curioso ma importante, ovvero la rete Wigwam ricorda che proprio qui a Malga Mariec, gestita da Veneto Agricoltura, 50 anni fa si tenne il primo campo che diede vita alla rete Wigwam. Sì, fu un campo di rimboschimento e di manutenzione ambientale, quindi sistemazione sentieri, spietramento pascoli e anche bonifica pascoli da erbe infestanti, che coinvolse una cinquantina di giovani che organizzai in collaborazione con l'allora azienda di Stato delle foreste demaniali, che era competente per questo territorio. Lo scopo è stato certamente contribuire alla ricostruzione del bosco e alla cura dell'ambiente, ma è stato anche di carattere educativo per creare una coscienza ecologica nei giovani di allora. Da questa esperienza di 50 anni fa è nata Rete Wigwam. Anno dopo anno, campo dopo campo, è stata costruita una rete che si occupa di sviluppo sostenibile delle comunità locali, oggi presente in 21 paesi nel mondo. Wigwam tra l'altro è l'unica organizzazione che è riconosciuta con decreto ministeriale, che nasce in Veneto e che continua ad avere nella regione del Veneto la propria sede centrale di coordinamento. Si può fare un collegamento tra Malga Mariec, attività zootecnica, Monte Cesen, boschi e rete Wigwam? Il bosco e la civiltà della Malga sono strettamente connaturati e in effetti in 50 anni il bosco in montagna è notevolmente aumentato e oggi ci si deve prendere cura e quindi si deve fare manutenzione e fare manutenzione produttiva, perché la produzione aiuta economicamente la sostenibilità delle attività di impresa e quindi anche l'interesse da parte degli operatori a farsene carico. Se poi dopo ci aggiungiamo anche le produzioni tipiche della montagna, quindi dell'allevamento, quindi le produzioni di carne bovina, carne suina con gli insaccati e soprattutto i derivati del latte, quindi i formaggi, abbiamo chiuso il cerchio. Qui si celebrano 50 anni di una realtà che forse in questo momento ha bisogno anche di essere valorizzata, ma non tanto rete Wigwam, tanto questa sintesi tra pubblico e privato. Sicuramente sì. Innanzitutto complimenti a chi ha realizzato tutto questo, erano sicuramente dei pionieri. Il tema dell'ambiente è continuato, è sempre migliorato, è sempre più che mai attuale. Siamo in un momento anche abbastanza difficile di cambiamenti climatici, quindi chi parlava di ambiente 50 anni fa era sicuramente lungimirante. Oggi bisogna recuperare e valorizzare i nostri territori, non solo i territori agricoli, ma soprattutto anche quelli di montagna. Chiaro che il pubblico non può fare tutto, il privato non può fare tutto da solo, però l'importante è che ci sia la sensibilità, quella sensibilità che sia allargata a macchia d'olio e che riesce a mettere assieme il pubblico e il privato, perché i migliori risultati si trovano appunto dalla collaborazione. Lavorare tutti quanti nella stessa direzione, quella della salvaguardia dell'ambiente, questo è giusto farlo. Se lo facciamo tutti quanti assieme, quindi unendo le risorse del pubblico e del privato, riusciremo quanto prima a raggiungere l'obiettivo che è un futuro migliore per noi, ma soprattutto per le prossime generazioni, per i nostri figli.
qui abbiamo l'essenza di come è possibile fare sintesi tra un bene pubblico e un bene privato, è un'attività privata. Indubbiamente qua siamo in una malga che appartiene a Veneto Agricoltura, per cui appartiene alla Regione Veneto, ma è una malga che è data in concessione a degli agricoltori e degli allevatori che penso che in tutti questi anni abbiano saputo dimostrare come si può fare zootecnia durante il momento dell'alpeggio, ma soprattutto anche fare un'attività turistico-ricettiva, perché qui in malga durante il periodo estivo vengono tantissime persone a conoscere i prodotti che vengono fatti, a passare una giornata, a pranzare, a cenare, per cui si coniuga l'agricoltura, si coniuga il turismo, ma soprattutto si coniuga anche la salvaguardia dell'ambiente. Voi come famiglia Curto da 20 anni gestite questa realtà che è pubblica, quindi che è di proprietà della Regione Veneto, di Veneto Agricoltura, però qui avete investito e forse se facciamo riferimento a quei ragazzi che 50 anni fa sono venuti qui per un rimboschimento, troviamo un collegamento. Assolutamente sì, è stata una montagna che ancora oggi viene vissuta, è una montagna che ancora oggi ha quell'imprinting educativo che avevano quei ragazzi di un tempo, di convivere con la natura, ma rendere questa convivenza anche produttiva, anche educativa, produttiva nel senso anche imprenditoriale del termine. Noi riusciamo a sviluppare la nostra attività, il nostro allevamento, lo sviluppo del formaggio di malga, il Monte Cesen, un prodotto tipico che si fa in queste montagne da sempre e che grazie appunto alla valorizzazione dell'allevamento, della zootecnia, dei formaggi, delle tipicità di questo posto si uniscono con oggi quella che è la ricerca della natura e dell'ambiente da parte della società, del turista classico che viene in montagna appunto per trovare quei momenti di svago, quei momenti di contatto con la natura che ancora oggi noi riusciamo a dare grazie proprio alla nostra attività e alla riscoperta di questa malga che, come diceva, è pubblica, è di Veneto Agricoltura e che noi con la nostra gestione abbiamo reso fruibile a chi volesse ancora oggi appunto avvicinarsi, come quei ragazzi 50 anni fa, al mondo della montagna e della natura in un senso nuovo e in un senso appunto di sostenibilità.